Il teatro è fatto di lavoro essenzialmente, è fatto di persone di lavoro e la possibilità di lavorare anche se a porte chiuse è una possibilità che noi non vogliamo mancare e che infatti stiamo tenendo viva. La stiamo tenendo viva da mesi, ci stiamo impegnando moltissimo, investendo moltissime risorse. Si lavora a porte chiuse con le mascherine e con la platea senza sedie attrezzata per ospitare un'orchestra con distanziamento. Quest'anno di pandemia ha cancellato l'essenza stessa del teatro, fatta di stretto legame tra attori e pubblico. Lo Stabile del Veneto però ha deciso di non fermarsi proprio per non lasciare senza lavoro le tante maestranze che operano non solo sul palco ma anche dietro le quinte. Opere e spettacoli trasmessi in streaming per il pubblico a distanza grazie a contributi pubblici e al fondo di bilancio hanno permesso di continuare a lavorare preparando tutte le produzioni in calendario. Produciamo spettacoli, abbiamo un'attività di formazione e avviamento al lavoro che non ha mai smesso di lavorare durante tutto il lockdown ed è una delle nostre funzioni. Non siamo solamente dei produttori di cultura, di produttori di spettacolo, siamo anche dei produttori di lavoro e di occupazione. In questi giorni al Teatro Verdi di Padova si lavora per esempio sulla messa in scena dell'operetta La Vedova Allegra, una produzione di grande qualità che prevede l'impegno di almeno un centinaio di lavoratori, tra attori, musicisti, tecnici del suono e delle luci, costumisti, parrucchieri e truccatori. Si lavora seguendo il protocollo, mascherine e tamponi a cadenza regolare. È un po' ripartito tutto in sicurezza anche rispetto all'emergenza che ormai è passata e l'emergenza non deve trasformarsi in una catastrofe, insomma, dobbiamo trovare il modo di distribuire un po' il sacrificio in maniera più uniforme. Dal Teatro Verdi a quello delle Maddalene, qui la compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto, anche se con un paio di mesi di ritardo, ha dato lavoro ai giovani attori che si sono diplomati ad ottobre. Ci siamo diplomati da poco, a ottobre ci sono stati i provini, siamo stati molto fortunati a appunto avere un lavoro subito e quindi preoccuparci poco, diciamo, della situazione, poco poi relativamente, perché appunto se si blocca tutto si blocca anche questo.